Celebrata a Montallegro la giornata sacerdotale, sono stati ricordati i 70 anni di sacerdozio di padre Pallanc, i 60 di Don Gotelli, i 50 di Monsignor Alberto Tanasini e di Don Emilio Iozzelli. Un nuovo slancio per la pastorale familiare in Liguria è la proposta della giornata di spiritualità che si terrà al Santuario della Madonna della Guardia il 15 di giugno, prevista la catechesi di Monsignor Tanasini, la riflessione di coppia e il racconto delle esperienze delle diocesi. La vita cristiana è relazione, non un insieme di regole. È la riflessione scaturita nella festa della Addolorata a San Salvatore di Cogorno, un momento semplice per offrire alla Vergine tutte le fragilità. Umiltà e carità, le virtù di San Francesco da Paola, descritte dal Vescovo nella messa celebrata alle Suore Minime di Lavagna. Monsignor Tanasini ha messo in guardia dall'abuso di potere anche nella quotidianità. A Lavagna torneranno a splendere le opere custodite nell'oratorio della Trinità. Stanno per essere completati i restauri dell'arca processionale e del crocifisso del Maragliano. Da sabato possibili le visite guidate. Per raccogliere la sfida di una liturgia vissuta come approfondimento della vocazione cristiana, la diocesi incontrerà martedì prossimo Goffredo Boselli. Sarà l'ideale coronamento del percorso diocesano di formazione liturgica. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana iniziamo raccontandovi la giornata sacerdotale 2019, ovvero il momento di festa che il clero della nostra diocesi vive ogni anno con il proprio pastore, con Monsignor Alberto Tanasini, a coronamento dei lavori della scuola del clero. Al Santuario Mariano di Montallegro, come ogni anno, sono stati ricordati gli anniversari di ordinazione sacerdotale, quest'anno con un motivo di gioia in più, perché fra coloro che hanno ricordato un anniversario speciale di ordinazione sacerdotale c'era proprio anche il nostro vescovo diocesano, Monsignor Alberto Tanasini, che nel 2019 ha ricordato i 50 anni di ordinazione sacerdotale. Ma è stata anche l'occasione per ricordare il 70° anniversario di ordinazione di padre Olivo Pallanc e il 60° di Don Vittorio Gotelli. Vediamo. Che memoria c'è di quel giorno di 25 anni fa? Ma la memoria più che di quel giorno è il tentativo, almeno in questi giorni, il tentativo difficile di ripensare appunto che siano 25 anni passati e sì, mettendo in fila tutte le persone conosciute, i luoghi dove si è stati, ritornano, ecco, quindi tornano anche i conti in qualche modo, però è difficile, ecco, pensare a 25 anni. Sicuramente quello che almeno a me fa più, risalta di più è la differenza. Cioè, un conto è essere preti a 25 anni fa, un conto è esserlo oggi, per la storia, per l'età, per il percorso, per il cammino che si è fatto. Ecco, più di tutto è questo che... Franco, 25 anni non sono pochi, fa un po' effetto arrivare a questa tappa. Sì, si sente anche, si sentono anche 25 anni in più, come diceva Matteo, poi c'è la storia di tutti questi anni che sono stati anni belli, intensi, anche faticosi per alcuni aspetti, ma preziosi, ecco. C'è la storia del nostro cammino anche di amicizia, ma poi il cammino che ognuno ha fatto con le persone con le quali ha condiviso l'esperienza della Chiesa, anche il servizio alla Chiesa. E certamente quello che si era 25 anni fa era anche forse, come dire, ripensandoci, si era meno consapevoli, meno inevitabilmente, no? Meno maturi, forse anche più superficiali per alcuni aspetti. 25 anni di vita penso che valga per tutti, ti insegnano tante cose, ti fanno capire forse anche cose in più e ti fanno anche crescere tante domande, ecco. Chissà in 25 anni quante storie, quanti ascolti, quanti incontri con le persone, che ricchezza si ha dopo questo tempo, quale maturazione anche
porta un'attività ministeriale in un lungo periodo? Ma sicuramente il percorso appunto segnato proprio dalle amicizie, io penso tante volte a come sarebbe stato diverso se quell'anno lì a diventare preti invece che essere in 5 fossi stato da solo. Ecco, nel senso che proprio il volto direi del mio essere prete almeno oggi lo rileggo e mi pare sempre di più definito dalle relazioni, quindi dagli incontri, dalle persone che hanno accompagnato, con tutte le bellezze e le fatiche chiaramente di tutti i percorsi condivisi con le varie comunità, con le varie persone, gli altri preti che mi hanno accompagnato. No, però davvero la ricchezza mi pare che sia proprio lì. Ecco, se devo dire quello che sono oggi, penso soprattutto a spigoli smussati, a un cuore che forse un pochettino si è ammorbidito e, come accade ai due di Emmaus, una mente un po' meno chiusa, ecco, soprattutto alla comprensione del Vangelo, e a quella parola di Dio che mi arriva, che sono i fratelli anche. 25 anni sono una tappa, quali sono però i punti fermi che rimangono nel cammino che verrà? I punti fermi sono la storia che si è vissuto. I punti fermi sono alcuni cammini fatti insieme, l'amicizia è un punto fermo, il rapporto col Signore è un punto che mi ha accompagnato da sempre e che credo che poi sia la roccia, ecco. Nonostante le fatiche, nonostante le prove che la fede e il cammino di fede ti mette dinanzi, le domande che ti porti dietro e a volte anche, come dire, le esperienze dolorose, no? Però credo che i punti fermi siano quelle cose che si sono chiarificate dentro all'esperienza umana, no? Cioè le cose che contano. E ci sono alcune relazioni che sono per me forse le cose più importanti. Dicevo, la relazione con Gesù, col Signore, la relazione con la Chiesa, che comunque nella sua ricchezza e povertà insieme è una comunità di persone che camminano e che mi hanno sostenuto, mi hanno voluto bene, mi hanno dato bene, ci hanno accompagnato, ecco. Io non so quanto ho restituito di quello che mi è stato dato, forse molto meno di quanto mi è stato dato, purtroppo. E poi i punti fermi sono anche le altre relazioni, le relazioni di amicizia, le relazioni d'affetto, le relazioni di bene che in modo gratuito, spontaneo e vero incontri nel tuo percorso di vita. E poi anche i cammini di ricerca, ecco, quelli mi aiutano molto. Nel solco di 25 anni di storia ci sono tanti segni della fedeltà di Dio. In quali volti principalmente si sono manifestati? Ma come appunto ho detto prima ai miei confratelli, ai seminaristi, credo che Dio si prenda cura di noi attraverso i rapporti con le persone. E in particolare penso appunto alla mia famiglia, penso ai primi anni di seminario con Don Pino Bacigalupo, penso al tempo della teologia con Don Mario Rollando, e sono stati tempi importanti, ecco, per la mia formazione, soprattutto per aver intuito che la mia vita deve radicarsi nel Vangelo. Ecco, per me questo tempo è stato quello importante, ecco, dove ho radicato la mia vita nel Vangelo. E poi dopo l'ordinazione c'è stato il tempo della vita ministeriale, subito sono andato a San Salvatore con la presenza importante, ecco, di Don Marcello Botto, dove
un po' così me lo richiamava un po' l'immagine dell'umiltà, ecco, che il vescovo, di cui il vescovo ci ha parlato oggi, che è una caratteristica fondamentale, ecco, del discepolo, di chi si è lasciato un po' toccare dalla presenza di Dio. E poi, non so, penso anche al tempo della missione a Cuba, che è stato un tempo importante, penso poi a tutte le altre parrocchie, da Celesi a Cichero, penso a Montemoggio, San Siro, Borgonovo, anche il tempo breve nelle parrocchie della Fontana Buona, a Pianezza, Aurero, Soglio, Canevale, Coreglia e oggi a Lavagna, che per me, ecco, sono sono i rapporti che diventano il luogo dove Dio si prende cura di me. E poi, non per ultimo, ma anche il seminario per me è un luogo importantissimo, ecco, quello di accompagnare i ragazzi al sacerdozio diventa anche il luogo dove cresco in paternità. Ecco, questo penso che siano cose molto importanti. Arrivati a questa tappa, 25 anni, la gratitudine in qualche modo alimenta il cammino che ti attende. Certo, forse anche per assurdo, dopo 25 anni uno è molto più consapevole dei propri limiti, forse anche delle proprie incapacità, però questo credo che le capacità, i limiti, come dire, possano diventare il luogo dove emerge la fedeltà di Dio, la sua presenza, ecco, forse che Lui deve emergere e io in qualche modo devo sparire, ecco, perché questo è un po' il nostro destino, proprio perché la sua presenza diventi importante, fondamentale, diventi un dono per me prima di tutto e poi per le persone che il Signore mi dona di incontrare. Ora parliamo di un appuntamento che si svolgerà il prossimo 15 di giugno, sabato 15 giugno, l'incontro di tutte le famiglie delle 7 diocesi della regione ecclesiastica ligure al santuario di Nostra Signora della Guardia a Genova, un'occasione di rilancio della pastorale familiare in tutte e 7 le diocesi della regione ecclesiastica. Gli appuntamenti che hanno preceduto questo incontro infatti si sono svolti a livello locale nel corso del mese di marzo, così è accaduto anche nella nostra diocesi, dove la giornata di spiritualità per le famiglie si è svolta a San Pietro di Novella a Rapallo. In questa occasione, oltre all'ascolto della catechesi proposta dal vescovo della nostra diocesi, Monsignor Alberto Tanasini, ci sarà anche la possibilità di ascoltare le testimonianze relative alla pastorale che viene portata avanti in ciascuna delle diocesi. Vediamo. Sabato 15 giugno al Santuario di Nostra Signora della Guardia una giornata di spiritualità per tutte le famiglie della Liguria. Da quale desiderio nasce questo appuntamento? Nasce da un desiderio condiviso non solo a livello diocesano ma anche a livello regionale, quindi della pastorale familiare regionale, per ritrovarsi tutti insieme intorno a Maria a riflettere sul valore, sul significato, sulla preziosità dell'essere sposi e dell'essere famiglia, che nella società attuale non è mai così scontato riuscire a riconoscere come qualcosa di bello e non soltanto come un problema, come una difficoltà. Vuole essere anche un po' un'occasione di rilancio per la pastorale familiare a livello di regione ecclesiastica ligure. Sì, perché nel confronto ci si è resi conto di come spesso riduciamo anche un po' la pastorale ad un momento per riflettere sui figli o riflettere sulle difficoltà della coppia, ma non a valorizzare proprio la coppia come tale. Quindi ritrovarci a rilanciare la pastorale proprio a partire dal dono grande del sacramento del matrimonio. Già a marzo, con le giornate celebrate a livello di diocesi, in ciascuna delle diocesi della regione ecclesiastica ligure si è lavorato così a coppie. Quali frutti avete visto che sono maturati a partire da quell'appuntamento? Ma intanto abbiamo visto gioia nelle coppie che hanno partecipato, pur non essendo tantissimi perché è stata indicata come data abbastanza tardi, però le coppie che sono venute le abbiamo viste contente di poter avere uno spazio per dialogare, per incontrarsi, per confrontarsi tra di loro
ma anche tutti insieme alla fine nel momento di condivisione, e questo è stato un dato comune. Unitamente all'aver avuto modo di riscoprire un tempo che forse nella vita quotidiana fatichiamo a trovare, ecco. Un tempo in cui fermarsi e dirsi qualcosa che è una perla preziosa per noi, che non solo rimane per noi, ma diventa anche poi patrimonio di tutti nella condivisione. Questo sarà un po' anche lo stile dell'appuntamento del 15 di giugno. Esattamente, nel momento dell'arrivo al Santuario della Guardia ci sarà un momento di preghiera, cui seguirà una proposta fatta dal nostro Vescovo, uno spazio di mezz'ora in cui ciascuna coppia potrà dialogare a partire dalle domande che il Vescovo ci indicherà, per poi proseguire la giornata nell'adorazione eucaristica al mattino e il pomeriggio in un confronto tra le diocesi liguri circa proprio la pastorale familiare, quello che di bello già si riesce a fare nelle varie diocesi, e concludere con la messa con il cardinale. Anche le famiglie con i bambini piccoli possono partecipare? Assolutamente sì, anzi sono benvenute, e per i bambini è previsto il servizio di babysitteraggio lungo tutta la giornata. L'unica accortezza è quella di portare il pranzo al sacco. Pranzo al sacco, e altra cosa importante, dalla nostra diocesi si parte con un pullman. Esattamente, come pastorale familiare diocesana abbiamo organizzato un pullman che partirà da Sestri dall'autostrada a Chiavari e da Rapallo dall'autostrada, per cercare di facilitare il più possibile l'incontro di queste famiglie. Anche già il fatto di andare in pullman, quindi di andare tutti insieme e non semplicemente ciascuno con la propria macchina, con la propria famiglia, vorremmo fosse già, come dire, un pellegrinaggio in se stesso, un tempo di incontro, di scambio, di gioia, di festa, che abbiamo l'opportunità di condividere tra le coppie che verranno. Importante iniziare già ad iscriversi. Assolutamente sì, perché i posti non sono tantissimi e quindi è necessario telefonare ai numeri che sono sul manifesto, proprio per indicare il numero di partecipanti previsti per il pellegrinaggio. La comunità di San Salvatore a Cogorno ha celebrato la festa di Nostra Signora Addolorata, un momento che viene vissuto con particolare cura da parte degli abitanti della zona e che prevede una preparazione durante la quale le fatiche e i dolori delle persone della comunità vengono offerti a Maria. Quest'anno un momento particolarmente intenso e ricco di gioia è stata l'offerta dei fiori alla Vergine. Vediamo. Gesù in noi cerca l'amore e non quello che non va. Lo ha ricordato il parroco della zona pastorale di San Salvatore, Don Maurizio Prandi, ai bambini che hanno portato i fiori a Maria, venerata sotto il titolo di Nostra Signora Addolorata. Quello con i bambini è stato uno dei momenti centrali della festa, che si celebra nel mese mariano e che raccoglie per la comunità tutto il desiderio di mettere sotto il manto della Vergine la fragilità ed il dolore che abitano tante persone. La festa aveva preso avvio proprio con la celebrazione dell'Eucarestia ed il sacramento dell'unzione degli infermi. Lo stile semplice con cui viene celebrata la festa ha caratterizzato anche il momento successivo, ovvero l'offerta dei fiori a Maria da parte dei bambini. Modificato in parte il programma a causa del maltempo, i bambini ed i ragazzi che frequentano il catechismo si sono radunati in basilica, proponendo le loro semplici meditazioni mariane in un clima di grande unità, consolidato anche il giorno successivo con la celebrazione del sacramento della Cresima per tutte e 4 le parrocchie della zona pastorale. Nella riflessione proposta ai bambini, il parroco Don Maurizio Prandi ha sottolineato quello che Gesù chiede a Pietro: mi ami tu? Lo diciamo per forte. Gesù cerca in noi amore. Più forte. Commentando il Vangelo del Buon Pastore, poi ha proposto una riflessione ai bambini incentrata sul tema dell'ascolto. Nella lingua di Gesù ha detto: non esiste il verbo obbedire, ma solo il verbo ascoltare. Siete chiamati anche voi ad ascoltare sempre i vostri genitori, perché ascoltare vuol dire obbedire. Di qui poi la riflessione sul significato del verbo conoscere. Si è cristiani, ha concluso il parroco, perché il Signore ci conosce, non perché obbediamo a delle regole.
Ora da San Salvatore andiamo a Lavagna, nella casa delle Suore Minime, che hanno celebrato la festa del fondatore San Francesco da Paola. Un'occasione per ricordare le due virtù che il santo ha incarnato, l'umiltà e la carità. Chiamò i suoi fratelli minimi, cioè che stanno sotto a tutti, un segno di grande umiltà, quello del fondatore dell'ordine, San Francesco da Paola, richiamato dal vescovo a Lavagna durante la messa celebrata nella casa delle Suore Minime. Oggi l'umiltà non è più di moda, ha spiegato Monsignor Tanasini, tutti vogliono apparire e valere, un atteggiamento presuntuoso che può sfociare in atti gravi, tra questi l'abuso di potere, approfittare di una posizione per sottomettere gli altri. Il vescovo mette così in guardia, è un fatto grave che può accadere anche nella quotidianità. Possono succedere in una famiglia, quando i genitori non sono disposti a rispettare la dignità dei figli, quando vogliono determinare la loro vita, quando decidono loro la strada che i figli devono prendere. Possono avvenire anche in una comunità, possono avvenire nel rapporto tra il datore di lavoro e i suoi dipendenti. Tutto questo è frutto della mancanza di umiltà, del fatto di essere consapevoli della necessità di non essere prevaricatori degli altri. Il vescovo richiama infine la virtù della carità di San Francesco da Paola, un atteggiamento che tutti i giorni viene rispettato nella casa di Lavagna come segno di amore gratuito che nasce dalla volontà di seguire ogni giorno il messaggio di Gesù. La festa di San Francesco da Paola, noi siamo le Minime, aggregata all'Ordine dei Minimi, fondato a suo tempo da San Francesco, quindi per noi è un santo importante, per dirlo in parole povere, è il nostro primo fondatore. Poi nel tempo successivo la nostra madre fondatrice ha fondato, però aggregandosi all'Ordine dei Minimi, quindi è una festa importante che celebriamo tutti gli anni in tutte le case. In questa casa l'abbiamo celebrata oggi, mese di maggio, ricordando così anche la Madonna, perché possano partecipare anche le persone ospiti che lo ricordano e la sentono e partecipano volentieri. Possono partecipare le persone che sono vicine, che conoscono, e quindi lo facciamo sempre volentieri. Qual è il messaggio che il Santo porta ancora a noi, ai giorni nostri? Il messaggio che San Francesco porta, come ha detto Sua Eccellenza, praticare l'umiltà, praticare la carità, praticare l'accoglienza, non alle persone che non vediamo, ma alle persone che abbiamo vicino, nelle piccole cose, in quello che viviamo giorno per giorno. Sono tante le occasioni che si presentano. Da chi è stata animata e come è stata preparata questa festa? È stata preparata dalla superiore, da Suor Lucia, Suor Eliana, Suor Cecilia, le suore che sono qui, con la partecipazione di tutte le collaboratrici e dei parenti che hanno fatto l'addobbo, hanno preparato i fiori, hanno lavorato tutte volentieri. E restiamo a Lavagna per raccontarvi i lavori di restauro all'oratorio della Santissima Trinità. Lavori imponenti che stanno comportando il restauro delle due opere del Maragliano custodite nell'oratorio, ovvero l'arca processionale della Trinità e il crocifisso bianco. Ma questi interventi sono stati anche l'occasione per riqualificare l'intero oratorio con un intervento di pulitura che ha riguardato in particolare i dipinti. È stata l'occasione per riportarli davvero all'antico splendore. Da sabato iniziano le visite guidate all'oratorio a cura degli studenti del Liceo Luzzati di Chiavari. Stanno per essere completati i lavori di restauro dell'arca processionale dell'oratorio della Trinità di Lavagna di Anton Maria Maragliano e del crocifisso bianco. Due interventi che la Confraternita della Trinità ha deciso di affrontare grazie ad un contributo della Compagnia di San Paolo. I lavori sono iniziati poco meno di un anno fa, nel mese di luglio del 2018. L'iter burocratico per ottenere il finanziamento che consentisse di avviarli era iniziato un anno prima. Noi faremo adesso
delle cene nel giardino dell'oratorio per raccogliere un po' di fondi. Chiaramente non basteranno, poi ci sono anche delle offerte di chi frequenta l'oratorio e tutto quanto. Tutto poi sarà tutto il fine, la settimana della Santissima Trinità, con l'inaugurazione e tutto quanto, e poi la processione sarà fatta, prima si portava col carrello perché chiaramente è molto pesante la cassa, e quest'anno la porteremo a spalle come si faceva una volta, speriamo di riuscirci. Le cene inizieranno il 31 maggio e saranno 5 con menù differenti. L'inaugurazione si terrà domenica 13 giugno con la messa celebrata alle 18:30 dal vescovo Alberto Tanasini, il 15 giugno alla sera la processione, il 16 giugno alle 10:30 la messa solenne con la presentazione del restauro ed un pranzo, sempre per sostenere l'intervento. La difficoltà maggiore, ancor più alla pari anzi delle casse della cattedrale di Chiavari, è stato l'attacco di insetti xilofagi veramente ingentissimo, quindi c'era un rosume generale e dei fogli di sfarfallamento che veramente si concentravano su tutta la superficie sia pittorica sia della cassa in sé sia proprio anche della base, con poi la conseguente fragilità del colore che aveva anche tantissime mancanze, soprattutto concentrate sulla nuvola. La difficoltà invece per quanto riguarda il Cristo, sempre del Maragliano, sono stati i vari strati di ridipinture presenti soprattutto sul panneggio. Abbiamo verificato con le analisi diagnostiche che erano perfino 9 strati di ridipinture. L'avvio dei lavori di restauro delle 2 statue è stato l'occasione per un intervento di pulitura e manutenzione delle altre opere contenute nell'oratorio ed in particolare dei dipinti. Durante il mio anno quasi di permanenza in oratorio abbiamo approfittato per avviare un progetto pilota di manutenzione ordinario dei beni mobili, autorizzato sempre dalla sovrintendenza, dall'ispettrice dottoressa Paola Traversone. In questo caso ci siamo concentrati sui dipinti che erano praticamente illeggibili a causa del norefumo. Abbiamo effettuato una pulitura superficiale della vernice restituendo la leggibilità dei soggetti e davvero il priore prima di tutto e molte altre persone mi dicevano ad esempio per il dipinto della scuola del Cambiaso che davvero i personaggi sullo sfondo non si vedevano più e erano stupiti anche della bellezza dei dipinti che avevano, li hanno praticamente riscoperti. Tutta l'opera coinvolge il territorio, di cui l'oratorio è un patrimonio prezioso. Il Liceo Luzzati, a partire da sabato, guiderà i visitatori alla scoperta delle origini storico-artistiche dell'edificio e delle varie fasi del restauro. Il nostro impegno è stato quello di seguire le fasi del restauro, quindi con sopralluoghi su cantiere di restauro, e di realizzare dei pannelli espositivi con la spiegazione di tutte le fasi che si sono susseguite durante l'intervento di restauro. I ragazzi come hanno vissuto questa avventura? Direi molto positivamente, si sono impegnati, è un lavoro un po' diverso dal loro solito lavoro dell'indirizzo design, però l'hanno accolto comunque molto positivamente, anzi ora verranno in oratorio qui a Lavagna per visite guidate ai visitatori della mostra che inizierà tra poco. Il nostro impegno sarà quello di mostrare il nostro lavoro che abbiamo fatto in questi giorni per far vedere come ci siamo impegnati in questo progetto e vi aspettiamo numerosi per vedere questa mostra e vedere il restauro delle opere. Sta per concludersi il percorso diocesano di formazione liturgica per quest'anno, con un momento di ascolto che si terrà martedì 21 maggio alle 20:45 nel Salone di Casa Marchesani a Chiavari. Interverrà Goffredo Boselli, ma sentiamo insieme quali sono i motivi di questo appuntamento. Si avvia a conclusione il progetto diocesano di formazione liturgica. Intanto, quali sono stati, diciamo così, gli esiti più evidenti che avete raccolto in questi mesi di cammino? Ma in questo tempo, più che forse esiti, ci siamo un po' messi insieme a capire che cosa questo tempo ci sta chiedendo. I vari mutamenti che la Chiesa, e non solo la Chiesa, già analizza ed evidenzia, chiedono forse anche alla liturgia un po' una domanda
che lo stesso Papa ha rivolto più volte alla Chiesa, a partire dal convegno ecclesiale di Firenze, ma anche ai liturgisti più nello specifico. Come possiamo fare perché la liturgia sia, insieme ad altri, fonte di evangelizzazione? Ed è quello che ha ripreso anche un po' il Vescovo il 10 giugno, no? Una Chiesa che si rinnova nella luce del Vangelo. Ecco, come la liturgia può trasfigurare la nostra vita secondo il Vangelo? È un po' la domanda che ci ha accompagnato, che ha accompagnato i diversi incontri, sia formativi che più operativi, perché poi ci sono tanti incontri di formazione che vanno avanti negli anni, al di là dei diversi temi che la Chiesa può proporre, e questo vuole essere un po' l'incontro, diciamo, di sintesi e di rilancio. Ecco, appunto, l'incontro si terrà nei locali di Casa Marchesani. Chi avete invitato a parlare? L'incontro sarà nei locali di Casa Marchesani martedì 21 alle 20:45. Goffredo Boselli, monaco del monastero di Bose, consultore, uno dei consultori della Commissione Liturgica Nazionale, quindi un monaco che ha studiato a Parigi liturgia e che riflette insieme con tutta la Chiesa cattolica, con la CEI, ogni anno su che cosa appunto la liturgia deve vivere e su che cosa deve cambiare o cosa deve chiedere. Ecco, quindi è una persona aggiornata, una persona molto attenta ad alcune problematiche. Parlando con lui proprio per preparare l'incontro, ha voluto anche un po' sapere la situazione della nostra diocesi, per dire le risposte sono queste, ma ripeto, non tanto forse risposte, ma i punti da cui partire sono questi, perché poi le risposte ognuno le trova vivendo in maniera ancora più autentica la liturgia. Quindi il nostro compito, il nostro augurio, il nostro obiettivo vuole essere questo. L'incontro è aperto non solo a chi ha seguito il cammino di formazione, ma anche a tutti i laici impegnati nell'animazione liturgica nelle parrocchie. Sì, ho detto che l'incontro è aperto ai sacerdoti, perché anche uno dei grandi temi è proprio la liturgia riscoperta da coloro che la celebrano per primi, quindi dai sacerdoti, da tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa, quindi i cantori, i lettori, i ministri straordinari della comunione, le persone che curano le nostre chiese come sacristi, ma veramente tutte le persone che hanno a cuore la loro vita liturgica e la vita di preghiera, perché ciascuno di noi, quando partecipa, pensiamo ad esempio alla liturgia domenicale, vive la liturgia e ciascuno di noi nella liturgia è chiamato a pregare. Quindi perché non ascoltare queste parole e non ripartire da qualche proposta interessante? Ci sarà anche la possibilità di porre domande, quesiti? Sì, la relazione sarà una relazione classica, ascolteremo Goffredo Boselli, poi ci sarà la possibilità di interrogarsi e di porre lì ancora alcune questioni che sono un cantiere aperto. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.